Vogliamo chiarezza sul futuro di 250 lavoratori oggi occupati nel consorzio Venezia Nuova, Comar e Thetis, su quale sarà il loro destino, su come mai ancora oggi non c'è la nomina del presidente dell'Autorità per la Laguna, che è un ente essenziale per la manutenzione e il funzionamento della laguna stessa e della salvaguardia della città. Per questo giovedì i sindacati incontreranno il prefetto di Bari. Il lavoro e il futuro sulla gestione e la manutenzione del Mose sono incerti e da troppo tempo si attendono risposte che non arrivano. I lavoratori rischiano di finire nella liquidazione del consorzio, rischiano di restare senza reddito e senza occupazione da qui a 12 o 24 mesi. Quindi da questo punto di vista rischiano di essere liquidati al termine dei lavori. Noi invece crediamo che non solo ci siano professionalità importanti, ma non sia assolutamente accettabile che vengano altri soggetti a gestire un percorso che invece sta determinando la qualità e il funzionamento dell'opera stessa. A questo si aggiunge la possibile cessione di Thetis, una delle società che opera nel sistema Mose. Questa settimana abbiamo sentito che c'è la possibilità che venga ceduta, noi invece crediamo che lì dentro ci siano professionalità importantissime che vanno salvaguardate e mantenute all'interno della futura Autorità per la Laguna. Per questo auspichiamo che il prefetto ascolti le organizzazioni sindacali, ascolti i lavoratori e convochi ad un unico tavolo soggetti istituzionali come il Ministero, la Regione e il Comune, perché venga fatta chiarezza sul futuro dell'opera a salvaguardia della città, ma anche a salvaguardia di chi l'ha costruita, definita e continua a fare in modo che possa salvare la città. Intanto la tecnologia satellitare entra a pieno titolo nel sistema telecomunicazioni del Mose. Il commissario straordinario Spizza ha firmato un accordo con Telespazio che consente di attivare le comunicazioni tra le bocche di porto durante l'operatività del Mose, a partire da settembre e per i prossimi 24 mesi. Sarà poi realizzata una rete di monitoraggio con tecnologie di comunicazione basate sui satelliti in orbita bassa per verificare in ogni momento il corretto funzionamento del sistema.